Domadores, figure vestite di pelli di pecora, indossano maschere di vecchia corteccia aggredita dal tempo, che scopre con pesanti campanacci ad ogni passo emettono vibrazioni ritmiche primordiali, caricandosi di valore apotropaico, che accomunano armonie e percezioni di suoni, uguali per tutti gli uomini. Il loro suono aveva lo scopo di schiacciare gli spiriti che infestavano la terra. Sotto le stratificazioni simboliche, il loro significato prende carattere metamorfo, rivelando ciò che sta sepolto e luminoso nelle persone. Nella nostra isola, dai costumi ancestrali, la geometria non era altro che un principio di astrazione, che serviva a superare il visibile. Per raggiungere il livello universale del soprasensibile, vivendo su un piano inclinato verso la trascendenza inesprimibile, attraverso un linguaggio scritto, si affidava alla simbologia. Il cerchio era simbolo di vita e di armonia, il movimento circolare il cardine dei rapporti, il movimento degli astri e del sole come un cerchio sacro. Nei gesti antichi e suggestivi della vestizione, il rito che avvia la metamorfosi, in bilico sul confine tra mondo reale e mondo immaginario. Le stringhe di cuoio legano i movimenti, la maschera zoomorfa scende sul viso e attraverso quella figura simbolica del Source emerge dalla nostra civiltà arcaica qualcosa di ancestrale. Una presenza terribile e terrificante, carica di antichi rimandi al mito, riti arcaici che non si lasciano rinchiudere, dentro confini inviolabili, portatori di messaggi che rende ognuno di noi consapevoli di appartenere ad un universo infinito e senza tempo, che frequentiamo solo in sogno. I domadores, figure vestite di pelli di pecora, indossano maschere di vecchia corteccia aggredita dal tempo che scorre, con pesanti campanacci che ad ogni passo emettono vibrazioni ritmiche primordiali, caricandosi di valore apotropaico, che accomunano armonie e percezioni di suoni, uguali per tutti gli uomini. Il loro suono aveva lo scopo di scacciare gli spiriti che infestavano la terra. Sotto le stratificazioni simboliche, il loro significato prende carattere metamorforico, rivelando ciò che sta sepolto e luminoso nelle persone.
vira il coro, reposa ninia, non mi vira il coro, reposa ninia. Filongiana. Le ombre cominciano a danzare al riverbero della Lansias, illuminando gesti antichi basati su sagge e arcaiche conoscenze, fiere e tolleranti. Insieme la Filongiana, seduta sui tappeti di lana, intenta a bruciare o preparare infusi, indossando spessi e rigidi mantelli di orbace. Duru 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 dai, spipi e dove lo lai, du vendenta so du sunu, babunda picaun, poa contenta e a mamai, duru 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 dai, duru 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 dai. Filongiana, le ombre cominciano a danzare al riverbero della Lansias, illuminando gesti antichi basati su sagge e arcaiche conoscenze, fiere e tolleranti. Insieme la Filongiana, seduta sui tappeti di lana, intenta a bruciare o a preparare infusi, indossando spessi e rigidi mantelli di orbace.